Paolo Benvenu è il candidato alla presidenza della regione della lista di sinistra Solidarietà Ambiente e Lavoro, che nel bellunese propone come candidati consiglieri Giancarlo Garna, Mara Fiorot, Jacopo Polli, Gabriella Cassol e Corrado Marin. Il nome della lista riassume gli intenti principali. Noi crediamo che stiamo affrontando una crisi straordinaria con grandi effetti dal punto di vista sociale, del lavoro, a cui bisogna far fronte con una logica di solidarietà che prevede che nessuno possa essere lasciato indietro, che a tutti vada garantito un reddito e una vita dignitosa. Siamo una lista rosso-verde perché abbiamo anche molta attenzione ai problemi ambientali. Il lavoro è la cifra della nostra storia. Noi crediamo che senza la tutela dei lavoratori, senza una redistribuzione del reddito, senza salari più alti, senza garanzie di occupazione, non ci siano nemmeno le condizioni della ripresa. Per quanto riguarda il bellunese, alcune proposte per favorire lo sviluppo e contrastare lo spopolamento. Noi crediamo che vada restituita alla provincia di Belluno la sua autonomia, nel senso che vadano riproposta la capacità della provincia come organo di primo grado di intervenire sul suo territorio. Il turismo di prossimità e la montagna possono avere nella prossima fase spazi molto importanti. Si tratta di avere una visione strategica e di fare gli investimenti necessari. O si ripristina servizi, si fanno investimenti sulla banda larga ad esempio, oppure si continua a ragionare con i vecchi schemi, come ad esempio quello che ripropone le Olimpiadi come grande evento su cui dovrebbe puntare questa provincia alla ripresa. In realtà è nell'interesse di pochi, di una parte limitata dell'economia di questa provincia, e in più produce anche dal lato ambientale, io credo, degli effetti non positivi.